Terza corsa condizionata per cavalli di 5-6 anni sulla distanza del miglio. Sono 9 al via, 1 Aladdin Bar, 2 Anita Ior SM, 3 Zibellino Matto, 4 Aboli, 5 Angelica, 6 Amore Stecca, seconda linea 7 Astecca Dimar, 8 Atena WF, 8 Zecca Jet, 9 Zecca Jet. Scuderia fra Amore Stecca e Astecca Dimar, numeri 6 e 7 dello schieramento. Favori in chiusura per Aboli, Aladdin Bar e Anita Ior SM le alternative più immediate. Vediamo la partenza che vede molto svelto Zibellino Matto andare a condurre nei confronti, l'errore intanto di Anita Ior SM, in seconda posizione Aladdin Bar, mentre Aboli è al largo e cercherà di sfruttare la posizione per andare subito su Zibellino Matto, e dopo 300 metri di gara Aboli passa a condurre. Tanto si tiene la destra libera Aladdin Bar, che sposta all'esterno e dopo 400 metri cerca di progredire al largo. Intanto 33, il quarto iniziale per Aboli, Zibellino Matto in seconda posizione, poi all'esterno Aladdin Bar, ancora Stecca Dimar lungo la corda, 600 in 45,9. Situazione invariata davanti alle tribune, con Aboli che continua a condurre, Aladdin Bar con in schiena Angelica cerca di progredire, Zibellino Matto in seconda posizione, al largo intanto ha preso posizione anche Zecca Jet. Se ne vanno gli 800 in 1 minuto e 4 decimi, con Aboli che scandisce il ritmo, in seconda posizione Zibellino Matto, all'esterno Aladdin Bar, si trascina Angelica lungo la corda a Stecca Dimar, chilometro in 1:15,3. Aboli continua a comandare, Aladdin Bar all'esterno di Zibellino Matto, quando siamo a meno di 500 dal palo. Allunga sensibilmente ora Aboli, 13,8 la frazione, si salisce in seconda posizione così Aladdin Bar, mentre cala Zibellino Matto. Cavalli al completamento della curva finale con Aboli leader, Aladdin Bar che rimane in seconda posizione, la lotta è solo per il terzo posto in arrivo. Aboli in vantaggio nel finale, controlla e allunga ancora per concludere isolato. Secondo posto per Aladdin Bar, al terzo chiude Astecca Dimar precedendo Zibellino Matto. 1:13,6, 28,3 a chiudere però, che fa seguito a un 28,7 di penultimo quarto, il che significa 57 a chiudere per Aboli, che conferma una condizione strepitosa. Cavallo è sempre in progresso, continua a macinare vittorie in sediolo Alessandro De Toris per il training di Enrico Fiaschi.